Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dal tennis, ripartiamo da Treviso. Debutto in forse al tennis per il nuovo Treviso Calcio. Troppi rifiuti per uno stadio di fatto abbandonato da anni, al punto che il sindaco Conte è intenzionato a mandare una lettera a tutte le famiglie che l'hanno frequentato. Mi dispiace che negli anni in quella struttura siano stati fatti giocare tanti bambini e quindi veramente mi sento anche di scusarmi con i genitori, perché far giocare dei bambini in uno stadio in quelle condizioni per un'amministrazione comunale è davvero una vergogna. C'era una volta il tennis, quello mitico, ancora senza spalti e con le tribune a cielo aperto, in una Treviso fine anni 70 che, come si vede, lo apriva anche i più piccoli. Poi sono arrivati gli anni del sogno di Giovanni Garbellotto e Beppi Pillon, con la B raggiunta in 3 anni, e quello di una A improbabile raggiunta nel 2005 per il famoso caso Genoa. Anni di costruzioni e ampliamenti, di cavi, tornelli, disposizioni di sicurezza. Tennis blindato ma anche forse snaturato della sua anima di stadio di provincia. Una parrocchiale ingrandita a cattedrale, rimasta poi deserta quando alla fede calcistica si sono sostituiti i fallimenti e le delusioni. Da qualche settimana, sull'onda dell'ennesimo nuovo Treviso Calcio, il tennis tenta la carta della riattivazione prima che qualcuno decida la sua demolizione e il riuso dell'area a parcheggio multipiano. Probabilmente l'ultima chance per questo stadio di calcio unico nel suo genere, perché è dedicato ad un campione sì, ma di un altro sport. E i sedimenti di oltre mezzo secolo di palloni allenatori, di reti, imprecazioni, sorrisi e pianti sono rimasti lì, in mezzo al guano, finché il sindaco non ha deciso che bisognava ridare dignità a questo pezzo di città. Abbiamo trovato di tutto, addirittura manifesti pubblicitari senza il prefisso telefonico, quindi pensate voi da quanti anni erano accatastati lì, e purtroppo in una stanza c'erano anche dei generi alimentari che erano stati dimenticati, non so dirvi da quanto tempo, però nessun rischio sanitario, nessun problema di ritardi legato al ritrovamento di questi rifiuti, però una montagna di rifiuti che abbiamo deciso di smaltire. Per la precisione 6 container a carico del comune per un intervento che comunque non si può dire ancora concluso. Noi stiamo lavorando perché la seconda giornata di campionato, che quindi la prima in casa, si svolga regolarmente al tennis. Nell'eventualità che altri lavori siano un po' in ritardo oppure necessitino di altri piccoli interventi, potremo slittare di una partita al massimo, ma quindi il ritardo è molto limitato, dovesse esserci. Quello che non manca sin d'ora, conclude il sindaco, è l'entusiasmo per uno stadio e una squadra ritrovata, soprattutto verso i giovani, per tornare a vedere immagini come queste che forse l'ambizione ha per troppo tempo cancellato.